Il silenzio dell'assassino, un silenzio cupo di morte con cui Zlatan Vasiljevic ha avvolto per sempre, portandoseli nella tomba tanti, troppi perché e anche qualche come. Perché è arrivato a una follia così cinica, spietata, violenta e come ha agito, con quale dinamica, da quanto pianificava il massacro. Non ci sono risposte. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del duplice delitto per capire come il killer sia arrivato a distruggere la vita dell'ex moglie Lidia Milikovic e dell'ex compagna Gabriela Serrano, freddate con la stessa pistola, detenute illegalmente e, da quanto risulta, con matricola a brasa. Ma con sé Zlatan Vasiljevic aveva un arsenale che doveva aver messo insieme nel tempo. All'interno della vettura su cui è stato ritrovato morto, la polizia ha rinvenuto una seconda arma da fuoco di piccolo calibro con munizioni. E poi c'erano le granate e gli ordigni lanciati in 3 momenti diversi. Nella campagna, dopo aver crivellato di colpi l'ex moglie in via Vigolo, e ancora nello spartitraffico tra l'A4 e la tangenziale di Vicenza, vicino alla piazzola di sosta, dove è stata ritrovata la vettura col suo carico di morte. E infine in A4, dove le schegge rilasciate dall'esplosione hanno danneggiato gravemente una macchina di passaggio, per fortuna senza ferire nessuno. Ma cosa voleva ottenere il killer? Voleva fare una strage innescando una serie di incidenti in autostrada? È come se le era procurate quelle granate di fabbricazione slava M52, lo stesso modello di quelle usate durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Che piano aveva? Poteva fuggire? Avrebbe potuto provarci. Si trovava su una macchina coi finestrini scuri, non direttamente collegata a lui. Da quel che risulta, sarebbe stata ancora intestata all'ex marito di Gabriella Serrano. Zlatan Vasiljevic avrebbe potuto tentare di raggiungere il confine per poi fuggire a piedi, provando a far perdere le sue tracce. E invece all'interno dell'autovettura sono stati trovati gli esiti di un incendio procurato con del liquido infiammabile. Una serie di gesti, dal lancio delle granate al tentativo di dar fuoco all'auto prima di togliersi la vita, che difficilmente si collocano in un piano prestabilito. Voleva uccidere, questo è certo, aveva con sé delle armi, raccolte clandestinamente nel tempo per chissà quale scopo. Forse aveva già stabilito di fare la mattanza e quando ha iniziato il folle sterminio delle sue ex compagne probabilmente aveva anche già deciso di farla finita, di autoeliminarsi. Però aveva nascosto bene i suoi progetti di morte. Li aveva nascosti dentro a una quotidianità apparentemente tranquilla, dentro a un silenzio che è il silenzio dell'assassino.